una data storica per quello che riguarda il sottoscritto e per quello che riguarda il Consiglio di amministrazione, il 7 maggio 2015, quando fui ufficialmente informato a Milano da parte del dottor Gatti, che era il capo della BCE, che seguiva l'ispezione della Banca Popolare di Vicenza. Mi ha informato che c'erano delle anomalie nel collocamento delle azioni. Ritornai immediatamente da Milano a Vicenza e dissi al direttore che non avevo più la fiducia nei suoi confronti e lo invitai a dimettersi, altrimenti il martedì successivo avrei portato il suo licenziamento al Consiglio di amministrazione. Questa è la storia vera della banca. Io ho sempre sostenuto che il Consiglio di amministrazione era fuori e non era soprattutto a conoscenza. Il Consiglio di amministrazione faceva le strategie della banca, una banca aggregante, una banca che, se avessimo potuto fare la fusione insieme con Veneto Banca, sarebbe diventata una delle prime banche in Italia. Il presidente della Banca Popolare di Vicenza e molti consiglieri erano veneti. L'amministratore delegato di Veneto Banca non è un veneto. Se ci fosse stato un orgoglio anche veneto, anche dall'altra parte, forse non sarebbe andata così, e se fossimo diventati una grande banca oggi non saremo qui oggi. La coscienza è a posto, per quanto abbiamo lavorato e come abbiamo lavorato. Poi la faccenda delle baciate è una faccenda molto più lunga, vediamo avanti questo processo. Negli ultimi 2 anni le cose si sono complicate, ma quello che ha complicato tutto è il cambio delle leggi che hanno fatto. Non si fa un decreto legge che dura 90 giorni per chiudere il mondo delle banche popolari. Però questa è l'Italia.